Ben ritrovati dalla redazione. Disagi al traffico ferroviario nella giornata di ieri. Una persona si trovava sui binari ma si sarebbe spostata in tempo. È successo intorno alle 15, alcuni treni regionali sono stati soppressi anche nell'alta velocità. Si sono registrati ritardi fino a 25 minuti, come confermato da Trenitalia. La circolazione è poi tornata a regolare con l'intervento della polizia ferroviaria. I carabinieri della stazione di Gorizia Montesanto sono riusciti a dare un nome ai presunti autori di una rapina avvenuta nei giorni passati nei pressi dei giardini pubblici di Corso Verdi in pieno centro a Gorizia. Dopo giorni di serrate indagini, i militari dell'Arma hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica 3 giovani marocchini privi di stabile dimora che nelle vicinanze dell'area verde in pieno giorno alla presenza di molti bambini avevano colpito all'improvviso con calci e pugni, anche brandendo una bottiglia di vetro, un loro connazionale. Erano riusciti a sottrargli 300 euro. Forse ingannato da un riverbero del tramonto, un conducente è finito con la vettura contro la pedana dello storico bar Carducci a Monfalcone. L'automobilista, un uomo della zona, si è subito fermato e ha fornito gli estremi per la copertura del sinistro. Al momento dell'impatto c'erano degli avventori, fortunatamente tutti illesi. Con la pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale del relativo avviso è stata aperta la gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali di Sabbiadoro. Si tratta, come spiega in una nota stampa il vice sindaco Manuel Massimiliano La Placa, di 17 concessioni tra stabilimenti balneari, bar e ristoranti e circa 31 ettari di arenile di Sabbiadoro. È tutto a gara fino al 7 di ottobre con affidamenti di durata massima di 15 anni da assegnare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire la presentazione di progetti di peso per la spiaggia. L'ultima settimana ha visto la Triestina uscire sulle pagine dei giornali più per l'operazione di marketing che ha portato la maglietta più bella del Friuli Venezia Giulia davanti allo stadio Friuli di Udine che per le classiche cose di calcio. Per fortuna sabato si inizia a fare sul serio dopo lo scivolone in Coppa Italia e alcune polemiche. Ieri sera è andata in scena sul prato del Rocco rinnovato grazie all'aiuto della Regione. Manca all'appello ancora il prestigioso torneo internazionale giovanile, ma sarà solo questione di tempo, la presentazione della squadra agli ordini di Mister Santoni. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi poco nuvoloso su pianura e costa, in prevalenza variabile sulla zona montana, dove non è escluso qualche rovescio isolato, specie sulla Carnia. Fino al mattino bolla moderata sulla costa e sulle zone orientali, poi brezza, temperature minime in pianura fra 19 e 22, le massime fra 29 e 32 gradi, sulla costa minime fra 22 e 25, le massime fra 28 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.